Sindaco, una sagra del melone giallo quest'anno che all'insegna di una accresciuta qualità e una proposta anche molto innovativa. Eh sì, questa 19ª sagra la stiamo aprendo stasera e effettivamente abbiamo voluto dare un'impronta del tutto diversa rispetto agli altri anni, con una qualità diversa sia nel cibo sia in tutto quello che è diciamo, la coreografia che accompagna tutta l'estate ioppolese. Abbiamo la fortuna, io devo dire, di avere qua l'amico che è un grandissimo amico che conosco da tanti e tanti anni, che ha voluto mettersi a disposizione e che ci seguirà, questo lo posso dire, vi posso permettere di dirlo, ci seguirà in tutti questi 5 anni per cercare di portarla non solo più ormai una sagra a livello provinciale ma una sagra a livello regionale. Potrebbe diventare Joppolo la capitale della gastronomia per ciò che riguarda il melone in Sicilia? E perché no? Questo è il nostro obiettivo è proprio far crescere sempre questo piccolo paese che ormai sta diventando il punto di riferimento della provincia. Lo vogliamo far diventare, proprio un'ambizione che abbiamo, di farlo diventare il punto di riferimento anche per la gastronomia, il punto di riferimento a livello regionale. Ci lavoreremo, abbiamo 5 anni davanti, ho Rosario al mio fianco e quindi credo che ci possiamo riuscire sicuramente. Uno chef d'eccezione per un prodotto straordinario, che cosa si può creare in cucina con il melone? Il melone è un ortaggio che veramente si possono fare tantissime cose, va valorizzato in mille modi. Noi quest'anno abbiamo innovato e rinnovato il menù che ha caratterizzato questa sagra negli scorsi anni, rendendolo gourmet in maniera siciliana, perché abbiamo rispettato tutto quello che è l'enorme bagaglio di enogastronomia che abbiamo in questo territorio e l'abbiamo messo assieme a tutti i nostri prodotti e devo dire che è uscito qualcosa veramente eccezionale. Abbiamo accoppiato, che dire, il cannolo siciliano, la nostra ricotta fresca al melone, che è una cosa inconsueta, abbiamo fatto gli testi sperimentali e devo dire che è veramente una goduria, avete modo di poterla assaggiare. Il risotto quest'anno l'abbiamo accoppiato alla mortadella, a Joppolo c'è una grande cultura del maiale invernale e comunque abbiamo voluto dare questo tocco del maiale nel periodo estivo in modo che anche i tanti immigranti possono mangiarlo. Questa sera diamo il via finalmente a questa bellissima sagra, la 19ª sagra che si svolge a Joppolo Giancaxio, questa sera sempre con il tipico re nostro è il melone giallo della nostra tavola, il prodotto tipico di Joppolo Giancaxio, e con l'assaggio del melone questa sera si apre anche vari stand con altri assaggi, il risotto al melone giallo, le arancinette alla crema di melone con i pistilli di zafferano e la granellina di pistacchio, e poi segue anche lo stand della Casa del Dolce, come vedete, con i cannoli di ricotta e i canditi di melone giallo, e alla fine un bicchiere di vino e si conclude con la fetta di melone, il re della nostra tavola. Tutto procede per il meglio, abbiamo Joppolo in festa, animata per le vie del paese del gruppo folcloristico della città di Girgenti e anche con il gruppo Style che animerà tutta la serata.